Presidente Zaia, lei ha detto che oggi è il D-Day. Ma sì, guardi, oggi si dovrebbe parlare in teoria ancora di autonomia. Diciamo che è centrale nell'agenda di governo, quindi questo Paese ha capito che dovrà dare una risposta rispetto all'autonomia. Dall'altro vedo un sacco di litigi, di dibattiti, si sappia che è bene usare tutte le energie che si hanno per l'autonomia, per il programma di governo, per rispettare i cittadini, i 2.328.000 veneti che hanno votato e non perdere tempo in chiacchiere, perché chiacchiere non servono a niente. Quindi approfittiamo dell'autonomia, lo dico a chi è a Roma, approfittiamo dell'autonomia non per far polemiche ma per dimostrare che siamo gente seria, che diamo una risposta ai Veneti, ai Lombardi, all'Emilia Romagna e così via. Questo è quello che dico io. Però in tutto questo c'è anche un governo che, stando a quello che sta venendo fuori adesso, comincia a traballare. Non è che sul traballamento del governo salti anche l'autonomia? Ma no, guardi, io penso una cosa, che l'autonomia sarà invece il vero banco di prova, perché se non passa l'autonomia è inevitabile che messa in discussione la vita del governo. Ma non è una sfida questa, una minaccia, è un dato di fatto, non si possono promettere delle cose ai cittadini e poi non mantenerle. Quindi l'autonomia deve essere, io spero diventi il banco di prova per ripartire un bel colpo di reni, lavorare pancia a terra, utilizzare energie per dare risposte ai cittadini e non per litigare.